Fare in squadra, sistema, la parola d'ordine della Confesercenti. Secondo le stime dell'associazione di categoria è già dopo i primi 3 giorni dall'avvio dei saldi estivi è allarme rosso e nonostante un lieve miglioramento nella corsa agli acquisti e vendite di un più 0,5% nazionale registrato nel primo trimestre dell'anno. Il reddito disponibile nazionale diminuirà per una cifra complessiva di 8,5 miliardi e così il potere d'acquisto delle famiglie che ora scenderà di altri 692 euro per nucleo familiare. Meno soldi da spendere nei negozi e quindi negozi costretti a chiudere anche a nord-est. In Veneto, ad esempio, dall'inizio dell'anno hanno già chiuso i battenti 1139 attività commerciali, in alcune province addirittura più di una al giorno. A Padova, per esempio, i commercianti sono scesi in piazza per una lunga fiaccolata, 365 fiaccole per ogni giorno dell'anno. E intanto a Trieste nasce il primo ente bilaterale Veneto-Friuli-Venezia Giulia per sviluppare servizi comuni, il tutto per non morire. È un modo per aggredire la crisi, ma è una volontà appunto sia del Veneto che del Friuli, assieme in qualche modo di contrastare e affrontare questo momento difficile, cercando di fare, come si dice, sinergia. Se in Veneto chiudono oltre 1000 attività in soli 4 mesi, meglio non stanno in Friuli, ovviamente con la proporzione fatta per numero di attività e di abitanti. E quindi rinasce l'idea di un grande nord-est, forte e compatto, aggressivo, per combattere tutti insieme la crisi. Riuscire a fare sistema con le altre strutture più forti, perché sicuramente la realtà del Veneto è una realtà molto più forte della nostra, senza pensare a rapporti di sudditanza o di neocolonialismo. Io credo moltissimo nella collaborazione fra le strutture.